Allora, io inizio a ragionare sulla prima cosa che abbiamo scritto. Più o meno all'unisono qualcuno ha detto gruppo, qualcuno ha detto squadra. Il rugby che cos'è? Gruppo o squadra? Inizia così la giornata fuori dagli uffici del municipio e dentro un campo di rugby per la giunta comunale. Sindaco e assessori si sono ritrovati a Monigo a lezioni di rugby. L'obiettivo era quello di fare squadra, imparare a sostenersi in ogni momento, valori insiti nel gioco della palla ovale. Siamo rimasti piacevolmente colpiti, ha spiegato il direttore sportivo Antonio Pavanello. Questo per noi è motivo di grande orgoglio e dimostrazione che le dinamiche del rugby possono essere utili ed aiuto anche alle importanti amministrazioni comunali. Lezione teorica finita, infilati i pantaloncini e scarpette, assessore e primo cittadino hanno iniziato il vero allenamento con due giocatori del rugby Benetton. Devi, dammela! Bene però! Fra risate e impegno la giunta ha ottenuto il risultato, promossi dalla Benetton Rugby. Sicuramente è una giornata non positiva di più, il bello poi di entrare in questo stadio, devo dirlo. Un conto è vederlo dagli spalti, effettivamente un conto è esserci dentro, è un'emozione. Insomma, per Treviso i Francescatti hanno insegnato a loro tempo, hanno dato un lancio che è stato il là. Il cuore c'è nel rugby per tutti noi e quindi poterlo anche vivere, soprattutto in versione anche istruttiva oltre che sportiva, quindi ricavandone poi quelli che sono gli elementi importanti anche per un gioco proprio di squadra dal punto di vista amministrativo, credo che sia una bella opportunità veramente. E poi non è mancato nemmeno il momento euforico. E non avevano fiducia sul sindaco che potevo realizzare un drop, gliene ho realizzati 3-4, quindi adesso pagano da bere ovviamente.